Buonasera, ben ritrovati con il nostro appuntamento giornaliero su venetoglobe.com. L'appuntamento è Veneto Globe Sport. Come al solito ci occuperemo velocemente in apertura delle principali notizie del giorno e poi grande spazio alla cronaca regionale e provinciale. Vi ricordo venetoglobe.com, la nostra web TV. Stiamo trasmettendo per la provincia di Belluno sul canale 813 del digitale terrestre e a presto, nei prossimi mesi, contiamo naturalmente di allargare il nostro segnale a tutto il Veneto, sempre sul canale 813 del digitale terrestre. Iniziamo allora, perché anche oggi c'è parecchia carne al fuoco e parecchie notizie da riportarvi. Parliamo in apertura CR7, anche la Gazzetta quest'oggi è già Ronaldo no limits, CR tutto il titolo, è arrivato a Torino, ha effettuato le visite di rito, ha parlato a lungo in conferenza stampa con i giornalisti e poi un bagno di folla che la Torino Juventina gli ha tributato per tutta la giornata di ieri che ha trascorso nella città della Mole. Per il giocatore ora la ricerca di un'abitazione, ma pensiamo che non sarà un grande problema. Inizia bene per la nazionale Under 19 di calcio dell'Italia che vince la gara di esordio per 1-0 contro la Finlandia. Giovedì nuovamente in campo gli azzurrini contro il Portogallo. Problemi per 4 squadre italiane invece per quanto riguarda Serie A, Serie B e categorie quindi a scendere. Chievo per plusvalenze fittizie, Parma per tentato illecito con lo Spezia, gli SMS dei giocatori, ricordate. Bari, niente fideussione con relativo fallimento. Vi ricordo che al Bari aveva firmato Mauro Zironelli, allenatore lo scorso anno appunto del Mestre. Come il Cesena. Anche qui fallimento e vedremo da dove si potrà ripartire per quanto riguarda queste due squadre. E partiamo allora con il calcio locale e andiamo a Montebelluna dove si sta cercando di allestire una compagine che ancora non sa se parteciperà al campionato di Serie D o al campionato di eccellenza, in quanto possibile ripescata potrebbe partecipare nel campionato di Serie D e se rimarrà nell'eccellenza sarà un campionato ancora più interessante di quello che sarà. Intanto però a Montebelluna è ritornato Nicola Fasan, centrocampista del 98, che è rientrato dal prestito di Venezia. Alla corte di Checo Feltrin anche Alessandro Zago e Francesco Barbon. Ma per saperne qualcosa di più, siamo andati allo stadio di Via Biagi a Montebelluna, dove ci attende il tecnico Francesco Checo Feltrin. Lunedì ricominciamo l'attività, quindi dopo qualche anno ritorno a Montebelluna e lo faccio con grande voglia, grande determinazione. Ho accettato immediatamente quando il Presidente mi ha chiesto, qualsiasi fosse la categoria, perché attualmente siamo in eccellenza, però stiamo aspettando la Serie D, ecco questo. Ecco, lo hai anticipato, stavo per dirlo io, dovrebbe essere Serie D. Usiamo il condizionale ancora? Sì, usiamo sempre il condizionale perché qua basta vedere un attimino, leggere i giornali, ogni giorno c'è una confusione bestiale, però credo che il punteggio sommatorio dei punti appunto del Montebelluna sia molto alto e quindi credo che se c'è un posto o due posti dovremmo esserci. Ecco. Hai dichiarato che ti mancava il profumo dello spogliatoio. Indubbiamente lo spogliatoio, quello è un profumo che, o odore diciamo, ecco, che si sente, cioè, quelli da campo lo sentono assolutamente. Io per 2 anni sono rimasto fuori e adesso mi rituffo in questa nuova avventura, insomma, ecco. Hai avuto di ritorno anche dei giocatori, in primis Fasan che ritorna dal prestito con Venezia, direi che non è male. Credo che anche lui abbia una voglia di rifarsi, anche se tutto sommato non aveva fatto male a Venezia, ecco, quindi è un giocatore che aveva già dimostrato 2 anni fa e anche 3 anni fa di essere all'altezza della situazione, categoria, è un ragazzo importantissimo per noi. E poi ci sono i giovani del Montebelluna. Sì, ci sono i giovani del Montebelluna, qualche giovane lo stiamo portando a casa, è arrivato anche Franceschini dall'Avano, un ragazzo molto interessante.
Milan è rimasto con noi, quindi diciamo dovremmo riuscire ad imbastire una formazione, speriamo, insomma, per non soffrire, ecco, come negli ultimi anni, questo sicuro. Ecco, l'hai detto, stavo per anticipare anche questa domanda, cioè sofferenza, perché ci sono state delle sofferenze negli anni passati, bisogna evitarle. Ma adesso sono tutte parole, quelle proclami e speranze soprattutto. Ecco, noi andremo in campo, cercheremo appunto di mettere in campo come sempre una squadra giovane, però con delle qualità. È chiaro che poi vedo e sento che gli avversari tutti si stanno rinforzando alla grande, quindi sarà da vedere strada facendo. Noi, il nostro obiettivo è quello, cercare di fare un buon campionato senza soffrire più di tanto. Ecco. Abbiamo detto lunedì si inizia, hai già fissato delle amichevoli, è già un tuo obiettivo? Ma gli amichevoli ne avremo una a inizio del mese prossimo con l'Istrana, avremo un'altra partita a Martellago e un triangolare che faremo con il Robeganese e il Salzano, scusa, Robeganese e il Tombolo Vigontina. Ecco, quindi... Per provare un Sì, po'. sì, 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 sì. In bocca al lupo e buon lavoro perché non mancherà. Crepi il lupo, speriamo bene, dai. Rimaniamo adesso nel campionato di eccellenza e cambiamo squadra e società. Siamo a Pieve di Soligo dove l'Eclisse Careni Pievigina si prepara tra l'altro a presentare la squadra lunedì prossimo 23 luglio al ristorante Al Barco. In quell'occasione dovrà fare il primo suo saluto da presidente Mario Piovesana, che è stato eletto appunto recentemente presidente dell'Eclisse Careni Pievigina. Siamo andati a trovarlo. Siamo con Mario Piovesana, nuovo presidente dell'Eclisse Careni Pievigina. Intanto presidente, complimenti. Grazie molte. Allora, come nasce questa sua presidenza? Perché Mattiola lascia dopo un anno, ma mi pare che per lei sia più un attaccamento familiare a questo punto. È indubbio questo. Diciamo che la questione Mattiola l'aveva già detto un anno fa che avrebbe fatto solo un anno proprio per sopperire a mio cognato che si era ritirato per problemi di salute, no? Fortunatamente rimediate. Quindi a quel punto, vedendo la difficoltà di trovare una persona alternativa, io essendoci dentro perché sto dando anima e corpo a quella società, ho deciso anche per la continuità di famiglia, perché mio suocero ha fatto il presidente per parecchi anni, negli anni 70, Paolo De Nicolo per altri 4, ho detto continuo anch'io. E allora continuiamo e che siamo alla vigilia proprio della partenza, dell'inaugurazione anche della presentazione della squadra il 23, è un nuovo campionato, che campionato sarà? Un campionato tranquillo, un campionato formato da tanti giovani, no? Abbiamo pescato nel nostro vivaio che penso che sia fra i più importanti della provincia e qualche nuovo innesto anche di persone di una certa età, non bambini. Comunque indubbiamente abbiamo abbassato la media. Sarà un campionato di eccellenza bello sicuramente come l'altro anno. Secondo me è ancora più bello perché ci sono l'inserimento di alcune squadre importanti, vedi il Treviso, il Porto Mansuè, anche se è un paesino piccolo, però sappiamo a chi è in mano, no? Quindi dopo c'è la caduta di Motta, Montebelluna non sappiamo se andrà in D, qui è un po' difficile, comunque il campionato sarà veramente fantastico perché è un derby continuo. Quindi il 23 presentazione, gli aggiustamenti ci sono stati un po' in tutti i reparti. Sì, in tutti i reparti, nella parte diciamo dove abbiamo speso meno, per modo di dire, è la parte degli attacchi perché è rientrato Frezza, che era la nostra punta che ha giocato in Serie D segnando anche 12 gol, quindi rientra perché lui adesso ha finito il triennio di ingegneria e ha più tempo da dedicarsi allo sport. Presidente, che presidente sarà? Ma io penso nella continuità di quello che hanno fatto i miei predecessori. È indubbio che sono una persona presente e continuo ad andare in panchina perché l'ho fatto per diversi anni. È difficile che un presidente vada a farlo, però io mi sento vicino ai miei ragazzi. E un presidente vicino, quindi un presidente che si sente di promettere qualcosa? Ha detto già campionato tranquillo. Campionato tranquillo, non vogliamo cercare di sforzare, vedremo più avanti, no? Perché indubbiamente la voglia di tornare in D c'è, ma non subito, insomma. Al 23 e buon lavoro. Grazie a tutti voi.
Facciamo un bilancio su questo campionato di eccellenza dove le trevigiane sono tante: Giorgione, Liventina, Treviso, Vittorio Veneto, Eclisse, Union QDP, Porto Mansuè, Union Pro, Nervesa della Battaglia, Istrana e Lia Piave. Tutte inizieranno dal 23 luglio Montebelluna al 25 luglio del Giorgione al 6 agosto di Lia Piave ed Istrana. Anche per la promozione veneta si sta definendo il tutto con ritiri, inizi, presentazioni e nuovi mister naturalmente. Lasciamo il calcio per il momento, abbiamo parlato ieri della nuova stagione dell'Imoco Volley Conegliano, lo abbiamo fatto con il presidente Piero Garbellotto che ha fatto un quadro generale di quella che è stata la stagione, di quella che sarà la prossima stagione. Oggi ribadiamo intanto che sembra fatta anche per l'ultima giocatrice da accasare tra le Pantere. Si tratterebbe, usiamo ancora il condizionale perché non c'è la conferma della società, arriverà in serata pensiamo, della giapponese Nagaoka opposto, rimasta ai box per quasi un anno, ora finalmente sembra pronta per il rientro e ha scelto l'Imoco. Un'occhiata anche alla TVB Basket Treviso che sta completando il suo roster con gli ultimi acquisti e naturalmente anche le ultime cessioni. Intanto la società ha ufficializzato che il raduno si terrà dal 20 agosto al campo di Sant'Antonino, mini ritiro poi a Domegge di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, poi il 4 di settembre prima amichevole a Pieve di Soligo contro Udine, venerdì 7 e sabato 8 il torneo di San Bonifacio con Mantova, Ferrara e Verona, mercoledì 12 amichevole con Verona e poi classico torneo di Caorle il 15 e il 16 settembre con Reyer Venezia e 2 compagini straniere ancora da definire. Supercoppa poi, primo grandissimo appuntamento per la TVB, Supercoppa Final Four contro Fortitudo Bologna, Casale e Tortona. Sarà veramente una grande Final Four. Il campionato invece inizierà il 7 di ottobre. Passiamo adesso al rugby Benetton Treviso che ha iniziato a sudare già da alcune settimane presso i campi della Ghirada, giocatori conosciuti, dicevamo l'altro giorno in bianco-verde, giocatori nuovi invece che sono arrivati, l'altro giorno abbiamo presentato Antonio Rizzi che abbiamo sentito, oggi andiamo a conoscere un altro giocatore ma già conosciuto in casa bianco-verde, Marco Zanon, sentiamo le sue dichiarazioni. Parliamo subito Marco di questa esperienza tua tra gli emergenti. Sì, quest'estate ho avuto la prima esperienza con gli emergenti, ho fatto l'esordio a giugno, siamo andati in Uruguay, abbiamo fatto la Nation Cup, è stata una bella esperienza personalmente perché gli allenatori, lo staff mi hanno dato opportunità di giocare tutte e tre le partite con Uruguay, Argentina e Figi. Purtroppo abbiamo mancato i primi 2 match di dettagli agli ultimi minuti, ma non ci conoscevamo tanto come gruppo. E invece abbiamo concluso bene con le Figi, che è stata una partita molto particolare, però come esperienza è stata molto positiva. Da un'esperienza importante ad un arrivo in una società importante come la Ghirada, come la Benetton, quanto importante è per te anche perché già conosci? Beh, per me è un onore essere dentro questo club, ci sono grandissimi giocatori che seguivo da quando ero piccolo, io provengo da Bassano che è una città qua vicina, a 50 km e quindi da bambino venivo sempre qua a vedere le partite. È un'esperienza molto bella, importante e non vedo l'ora di iniziare, infatti ho avuto 2 settimane di pausa dal Nation Cup all'inizio della pre-season qua e sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Marco, cosa ti aspetti da questa stagione? Quali sono i tuoi obiettivi? Beh, in una stagione possono capitare tantissime cose. Come obiettivo mi sono prefissato di lavorare duro alla pre-season farla al 100%, stando con i miei compagni, facendo gruppo e iniziando il campionato il meglio possibile. Ci sarà competizione naturalmente anche nel tuo ruolo. Certo, davanti ho 5 giocatori di esperienza, sicuramente più di me, e in cui dovrò imparare molto da loro, però sono molto positivo. Cosa vuol dire aver già vissuto particolarmente l'ambiente? Ho avuto l'opportunità la stagione scorsa di esordire, ho giocato 5 partite. Diciamo è un aiuto perché
sono già stato integrato nel gruppo, conosco molti altri giocatori in cui ci sono state praticamente tutte conferme, riconferme, e quindi lo vedo come un aiuto. Ecco, spieghiamo magari a chi non conosce, non sa, tu l'anno scorso anno sei partito da permit, diciamo, adesso ci saranno parecchi permit quest'anno, che cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Tu insomma hai avuto la tua grande occasione e l'hai sfruttata. Come consiglio posso dargli di individuare il giocatore di ruolo e chiedergli informazioni, aiuti, studiare soprattutto fuori dal campo. Questo posso dirgli, poi è personale come percorso. Marco, in bocca al lupo. Grazie. Bene, ritorneremo nel rugby anche nelle prossime giornate con altre interviste e altri servizi da Casa Ghirada, da Casa Benetton. Questi i nostri primi servizi in questa seconda giornata di questa nostra nuova avventura sulla web tv venetoglobe.com e sul canale 813 per quanto riguarda la provincia di Belluno. Vi ricordo che dai prossimi mesi cercheremo di allargare la piattaforma del digitale terrestre sempre sull'813, sempre per accontentare su tutto il Veneto. A tutti voi buona serata.